Beh, questa mattina leggendo i giornali e vedendo che l'Agenzia delle Entrate ha depennato il soccorso alpino dalle associazioni che possono ricevere il 5 per 1000 per una mera questione formale e burocratica, francamente sono cadute un po' le braccia. Perché da un lato siamo di fronte all'ennesimo episodio in cui la burocrazia, invece che mettersi al servizio dei cittadini e delle associazioni, in questo caso di un'associazione in cui i ragazzi rischiano la propria vita per salvare quella degli altri, ecco, dicevo, siamo di fronte all'ennesimo caso in cui invece la burocrazia si mette contro e si arrampica su dei formalismi per creare problemi su problemi. Questo credo sia un episodio che così semplifica un po' quello che è il sistema Italia, che assolutamente va cambiato perché non si può andare avanti così. Dall'altro lato bisogna anche sapersi rimboccare le maniche, quindi il Comune di Cortina ha deciso in questa occasione di andare a sopperire alla mancanza di fondi che il soccorso alpino avrà per colpa dell'Agenzia delle Entrate, mettendo tutti i soldi che sono appunto venuti a mancare. Lo facciamo con lo stesso spirito di collaborazione che ci ha sempre visto di fianco al soccorso alpino, nella realizzazione della sede locale del gruppo, ma anche nella raccolta fondi del 2009 a seguito della tragedia di Falco, che è servita poi per creare una scuola di formazione permanente in cui appunto si riescono a formare i ragazzi che poi, ripeto, rischiano la vita col maltempo, con l'elicottero in condizioni difficilissime per salvare quella degli altri. Quindi Cortina a fianco del soccorso alpino una volta di più.